varie volte. Anche l'ex magistrato veneziano Felice Cassone interviene sulla decisione di dare una giornata di libertà come permesso premio al killer di Jennifer Zacconi, Lucio Niero, che domani, 11 anni fa, la massacrò a calci e pugni, seppellendola viva insieme al bimbo di 9 mesi che portava in grembo. La legge è legge, ma da senatore ne ha chiesto una parziale revisione, dice oggi, appellandosi alla pietà per i familiari delle vittime indifese. Ho votato una delega al governo per intervenire, per valutare, non in maniera automatica e vincolante per il giudice caso per caso, proprio per valutare se la situazione giusta è quella di concedere dei benefici a persone che sono macchiate di gravi reati. Bisognerà, io credo, comunque interessare le vittime, le parti offese dei reati, in questo caso i familiari delle vittime, quantomeno come un parere, perché sappiano di che cosa si tratta, anche se il loro parere per motivi comprensibili non può essere certamente vincolante.